Ben ritrovati a una nuova puntata della speciale elezioni regionali 2025. Oggi ospite negli studi di Verona Network il consigliere regionale Stefano Valdegambari. Benvenuto. Benvenuto a tutti e saluto tutti voi telespettatori. È Stefano Valdegambari che esce da un mandato in regione di 5 anni, ma la sua storia politica in regione insomma è piuttosto lunga. Io ho cominciato da assessore alle politiche sociali, sociosanitario, sono stato coordinatore anche nazionale nella conferenza Stato-Regione, quindi questo era il tema mio forte, che mi sono fatto una buona formazione e in un periodo in cui il Veneto faceva scuola in Italia, avevamo un sistema sociosanitario, anche sociale, io mi occupavo più del sociale, che era all'avanguardia e che dobbiamo, secondo me, recuperare un po' i passi. Abbiamo forse mancato di qualcosa in questi anni, siamo stati bravi in altri settori, ma in questo settore che è importante perché riguarda la vita di tutte le famiglie, va dagli anziani alle politiche sui giovani, l'inserimento lavorativo, e i temi della disabilità, i temi della famiglia, della natalità, sono temi fondamentali per un futuro del Veneto e del paese dell'Italia. Ecco, lei è stato eletto l'ultima volta nella lista Zaia, poi è passato nel gruppo misto. Ora l'ufficialità delle liste arriverà fra qualche settimana, ma le voci dicono che si presenterà con la Lega o comunque lei si mette a disposizione. C'è una proposta, sono a disposizione, è stata chiesta anche la mia disponibilità all'interno della Lega, perché bene o male la lista Zaia era fatta tutta da leghisti. Io sono stato in gruppo misto su indicazione anche del Presidente e ho sempre portato avanti una politica abbastanza libera, anche questo molto critica, nel senso costruttivo, positivo, senza mai mancare di rispetto ai rapporti con il Presidente Zaia, con la maggioranza, però ho sempre cercato di punzicolare un po', cercare di stimolare anche su alcuni temi per migliorare, diciamo, l'amministrazione nel suo complesso, con delle proposte di legge anche innovative nell'ambito sociale che secondo me dovrebbero essere sviluppate, dovremmo mettere un po' l'acceleratore in questo settore. Ne parlavo anche col possibile candidato Stefani, che mi auguro venga forse ufficializzato in questi giorni, o comunque chi ci sarà. Credo che chiunque ci sarà dovrà mettere mano in questi anni, puntare il focus sulla politica del sociale. Ecco, adesso guarderemo anche avanti alle sue proposte, alle sue idee per questa candidatura. Guardiamo un attimo indietro, negli ultimi 5 o meglio 15 anni di Zaia, cosa è andato e cosa poteva andare meglio? Diciamo che è cambiato un po' il mondo in questi 15 anni, quindi è difficile paragonarlo con i periodi precedenti. Io ho un'esperienza ancora precedente dove c'erano più risorse, c'era maggiore disponibilità anche di bilancio. Abbiamo cercato di cercare di dare il meglio con un vincolo delle risorse che era inferiore in quanto a disponibilità rispetto al passato. Abbiamo rinunciato all'addizionale IRPEF, che è un'entrata di parecchie centinaia di milioni di euro, che era importante, ma questo è stato da una parte anche un modo per cercare di spendere meglio i soldi, evitare quindi è facile aumentare le tasse per poi fare spesa pubblica anche in termini di servizi, anche positiva. È più difficile farlo con questo vincolo di bilancio. Ora credo che dobbiamo riportare l'attenzione su alcuni temi che forse sono stati un po' lasciati in disparte. È stato unificato l'assessorato a sanità e sociale e secondo me non è stata una scelta molto lungimirante. Il sociale ha bisogno di una maggiore presenza e anche in termini non solo di risorse, ma in termini anche di innovazione, di strumenti, di modelli. Io sono stato assessore nel passato, eravamo una regione all'avanguardia, ora dobbiamo recuperare un po' il passo perché i problemi sono diversi, sono acuiti rispetto al passato. Pensiamo all'invecchiamento della popolazione, la domanda di non autosufficienza, le persone anziane a casa, la scarsa natalità e quindi uno squilibrio strutturale della popolazione con tanti anziani a carico di pochi giovani. Occorre quindi rivedere tutto il modello, riaggiornarlo per stare al passo coi tempi, in modo tale che tutti abbiano le opportunità di una vita dignitosa. Ecco, per quanto riguarda appunto l'inverno demografico, l'invecchiamento della popolazione, spesso si parla in Veneto di una riforma delle IPAB. Lei ha qualche idea su questo? Alcune riforme, mi dispiace, come quella delle IPAB era già pronta, già approvata in commissione quando ero assessore, mancava solo del voto in aula, c'era già l'accordo tra le parti sociali, non è stata conclusa, ma non solo questo, ci sono delle riforme importanti che servono per aggiornare, alleggerire e anche rendere più efficienti e meno costosi gli apparati che danno i servizi, per dare appunto spostare i soldi dal costo degli apparati ai servizi alla persona.
io ho in mente diverse riforme, alcune sono le proposte come legge, ma sono state sperimentate, hanno dato risultati positivi, ma devono diventare parte integrante del sistema. Per esempio, ci sono delle forme di assistenza degli anziani a casa, attraverso, per esempio, ho fatto una legge che riguarda non l'adozione, l'affido dell'anziano. Noi di solito il concetto dell'istituto dell'affido è sempre pensato con i giovani, con i bambini che sono magari in famiglie in difficoltà, che vengono affidati a altre famiglie per aiutare queste famiglie magari che sono in difficoltà, che hanno problemi seri per cui non possono portare avanti il compito educativo nei rapporti del figlio. Io credo che oggi abbiamo bisogno di creare, come facciamo per i bambini, gli asili, le scuole materne, i servizi, dobbiamo dare dei servizi anche per gli anziani a supporto della famiglia, servizi che sono di sostegno alla famiglia, in modo tale che se c'è durante il giorno un anziano non può rimanere a casa da solo e devo trovare dei luoghi di aggregazione dove siano assistito dal punto di vista non solo sociale ma anche sociosanitario, in modo tale da poter supportare la famiglia, magari evitando anche l'istituzionalizzazione delle case a riposo, che costerebbero molto care anche alla collettività oltre che alle famiglie. Quindi ho in mente una serie di modelli che sono già in parte approvati ma devono essere implementati con forza, che potrebbero rendere più moderno, più snello e molto utile questo nuovo approccio nei confronti delle famiglie. Non so, c'è anche un altro modello che ho fatto approvare con legge, sperimentato positivamente, è l'Health Care Hotel, che è una specie, abbiamo strutture alberghiere spesso anche poco utilizzate in luoghi magari meno turistici, dove potrebbero essere trasformate in strutture rivolte all'anziano, dove creare delle piccole comunità all'interno, dove oltre all'aspetto del servizio alberghiero normale può essere una permanenza temporanea o anche più lungo periodo, dove sia la possibilità di dare dei servizi che non siano solo il classico servizio di hotel, di albergo eccetera, ma anche un servizio di supporto anche sociosanitario all'interno di queste strutture per sollevare le famiglie temporaneamente, che ne so, oppure anche per periodi più lunghi. Questo modello, ho fatto una sperimentazione qui nel Veronese, ha avuto un grande successo, è a costo molto basso per il pubblico, sono a costo zero, e sono modelli che vorrei portare e diffondere in tutto il Veneto, perché oggi abbiamo bisogno di risposte aggiuntive rispetto a quelle classiche. Oggi qual è la risposta classica? O la badante a casa o la casa a riposo. Io credo che dovremmo sviluppare una serie di servizi intermedi per rafforzare appunto la domiciliarità, cioè rafforzare la famiglia, fare il più possibile per tenere vicino la famiglia l'anziano e comunque evitare di metterlo in istituti che costerebbero cari per la famiglia stessa, per lo Stato e anche per la famiglia. Ecco, abbiamo parlato di persone delle fasce più anziane della popolazione, passiamo invece ai giovani, perché poi bisogna incentivare che i giovani restino. Il tema è molto importante. L'ho affrontato con una proposta di legge che è pronta, ma è una proposta che deve essere adottata dallo Stato. Mi sono posto io il quesito di fronte, vedendo com'è oggi il mercato del lavoro rispetto ai giovani, vedo anch'io dei figli giovani che sono laureati, vedendo come funziona il mercato. Io credo che noi, la cosa triste è vedere che molti ragazzi anche dal Veneto e dall'Italia lasciano questo paese per andare all'estero. Perché? Perché noi abbiamo un sistema che non riesce ad valorizzare le professionalità che la nostra scuola produce e magari vengono valorizzate all'estero. È un impoverimento perché noi, le famiglie, lo Stato ha investito molto, ed è triste vedere che poi questi devono andare all'estero per trovare uno stipendio, una retribuzione decente per poter permettere loro di crearsi una vita, un futuro, una famiglia. Ecco, in questo caso io ho un progetto di legge che ho proposto allo Stato, che prevede che tutti i soldi che noi oggi usiamo per i tirocini, la formazione, gli stage, i fondi interaziendali eccetera, dovrebbero essere raggruppati in un unico fondo, messi a disposizione delle aziende, però a una condizione: le aziende, il ragazzo appena laureato, diplomato, viene assunto, riceve il suo stipendio, si fa una formazione su misura e non standardizzata, generalizzata come si fa oggi, insieme con l'imprenditore, e si fa una formazione fatta bene per favorire l'inserimento e anche la produttività del lavoratore, dello studente all'interno dell'azienda. E questi costi, tutti, invece di fare corsi esterni, tanti corsini che non servono a nulla, e questo impegno dell'azienda deve essere sostenuto dallo Stato e quindi rimborsato dallo Stato. Quindi portare una formazione, uno non aspetta il tirocinio, lo stage,
stage, il precariato prima, ma viene assunto subito, prende il suo stipendio e l'investimento in formazione fatto all'interno dell'azienda viene rimborsato dal pubblico. Cambiando tutto questo paradigma, io credo che molti meno giovani scapperebbero dall'Italia, andrebbero via perché comincerebbero, intanto ricevono uno stipendio vero da subito. Secondo, per l'azienda avrebbe il vantaggio di fidelizzare il lavoratore all'interno dell'azienda, quindi formare un lavoratore, se ha le intenzioni serie, lo tiene lì perché una volta che l'ha formato non lo lascia scappare, ecco, e quindi è un modello win to win dove entrambi hanno dei vantaggi. Ecco, questa secondo me è una proposta che andrebbe adottata a livello nazionale per evitare la dispersione di tanti rivoli dei corsi che spesso servono più ai formatori che noi ai ragazzi stessi. Ecco, questo, se un ragazzo trova subito un inserimento nel lavoro, è chiaro che poi questo è più portato a stabilizzarsi, a creare famiglia e quindi risolve anche il problema della natalità, che è uno dei grandi problemi che abbiamo. Noi, se non andiamo a garantire un migliore equilibrio del rapporto tra giovani e anziani, abbiamo un sistema che volge al fallimento. Questo è un grande tema nazionale e che va affrontato con misure serie, perché altrimenti ci troveremo con problemi di sostenibilità dell'intero paese. Lei è noto anche, insomma, come un divulgatore sui temi storici, in particolare anche della montagna, ma parliamo della montagna oggi e del tema del lupo. L'Unione Europea ha declassato appunto l'animale. Quali sono i prossimi passi? Cosa succede? Abbiamo fatto una lunga battaglia, finalmente anche a livello europeo si è arrivato a un declassamento. Non siamo qui per dire i lupi devono sparire, ma i lupi devono essere presenti, tutti gli animali, in maniera sostenibile, compatibile con ciascun territorio. Non possono far sparire gli altri animali, compreso quelli domestici, e tantomeno le attività che ci sono nel territorio. La montagna, per esempio, è un ecosistema dove deve convivere l'uomo con l'ambiente, quindi dobbiamo cercare questo equilibrio. Quando sono in eccesso portano a dei problemi, portano all'impoverimento della montagna. Sono stato nelle Maighe queste estate, vedevo l'abbandono delle Maighe, quindi erbacce che salgono, l'imbruttimento della montagna. La montagna va, in tutto il territorio, va mantenuto con senso di equilibrio, quindi il lupo ci può essere, però in maniera contenuta, compatibile con ciascun territorio. Questo mi pare che sia la prospettiva che sta andando avanti con le nuove leggi. Siamo in ritardo in Italia perché c'è un freno molto ideologico, l'approccio ambientalista molto ideologico, differente da quello che c'è in Svezia, in Austria, in Germania, in Svizzera, in Francia, dove il problema si è già affrontato, non hanno nemmeno aspettato la nuova legge, perché già con la vecchia direttiva Habitat europea si sarebbe potuto agire. L'Italia ha sempre posto a livello burocratico talmente tanti paletti che di fatto ogni deroga è rimasta inapplicata. Le proposte che faccio, dico bene, va bene la nuova legge, però dobbiamo veramente avere una maturazione culturale, un senso di responsabilità anche da parte del mondo ambientalista, capendo che ci deve essere un equilibrio nell'ambiente. Non possiamo fare battaglie ideologiche da una parte e dall'altra, dobbiamo stabilire territorio per territorio quanti sono i lupi compatibili e quanti no, e quindi vanno rimossi quelli che sono in eccesso, altrimenti andremo a creare dei problemi che poi ricadranno su tutta la collettività, anche sulla pianura. E credo che la montagna è un valore per tutti, mantenerla abitata, coltivata, gestita, pulita, è un valore collettivo. Ecco, quindi la mia paura è quella che la burocrazia interna, sto facendo delle pratiche anche adesso, tipo basata su posizioni ideologiche come all'interno dell'ISPRA, l'istituto che regola appunto queste cose, danno dei paletti per cui rendono inapplicabili anche le deroghe. Io mi auguro che queste cose devono essere superate, altrimenti ne va di mezzo il bene collettivo, che è il valore dell'ecosistema, soprattutto montano, che è un valore di tutti. Siamo in chiusura, le chiedo una risposta secca. Verona è vero che è dimenticata in Veneto o è un luogo comune? Verona è geograficamente centrale perché è un luogo baricentrico tra la Lombardia, si trova allo sbocco della Val d'Adige, è un luogo che storicamente ha sempre avuto un ruolo centrale, dal punto di vista amministrativo è in periferia, e si tratta però anche qui di lavorare per riportare la centralità. Io sono convinto che Verona
è centrale perché si relaziona con il Mantovano, con la Lombardia, con tutta la Val d'Adige. Ancora anni fa fece un convegno proprio sul rapporto tra Verona e la Val d'Adige, dove noi abbiamo un ruolo secondo me strategico. Io mi auguro che nelle prossime amministrazioni l'asse si sposti più verso Verona, perché sono convinto che è nell'interesse di tutti fare questo, perché Verona ha una vocazione di centralità e non di periferia, e quindi purtroppo dal punto di vista amministrativo questo siamo al margine della regione. Noi dobbiamo lavorare per questo. Io ho sempre cercato di mettere al centro il nostro territorio, ma non perché siamo meglio degli altri, ma perché credo che tutti ne beneficiano. E Verona ha una vocazione non solo turistica, ma anche dal punto di vista logistico, infrastrutturale. Abbiamo un quadrante, abbiamo investimenti fatti importanti nel passato. È un centro che deve ritornare ad essere un polo non tanto veneto, ma un polo dell'Italia o del Sud Europa. Chiaro. Allora ringraziamo il consigliere regionale uscente e ricandidato Stefano Valdegambari per essere stato con noi questa sera. Grazie a tutti e buonasera. Insomma, e credo che dobbiamo tutti con molta umiltà e impegno lavorare, perché il nostro compito è quello di fare il bene della collettività, e credo che se questo sia la volontà che i cittadini ci chiedono. Ecco, i temi sono complessi, spesso le leggi altrettanto. Un'altra cosa di cui dobbiamo cominciare a semplificare, e soprattutto una politica locale non è prescindibile da una politica nazionale ed europea. Meno soldi per le armi e più soldi per la sanità e sociale e per lo sviluppo del territorio. Allora grazie ancora al consigliere Valdegambari. Si chiude questa puntata dello speciale elezioni regionali 2025. Vi invito a continuare a seguirci su Radio Adige TV.